Dico, visto un fiadesente, ma poca, qualche signor, so gusto, si sarà fatto vedere petali su con tutti i somessi. E qua, i servidori vengono tutti. Mi sa qua a casa mia perché non restasse la casa boda. Sia Giuseppe fattore, il gamolesto che indasse tutti. Zio qua. Sei rimasta notte. Ah, beh, non ma no, cosa quella che dico, signora Catina, e se però lui come anche altri, paroni tutti e paroni su. Non c'è stato che dicevo più. Non speravo di più veramente, speravo di crescere. Buongiorno, proprio voi. E le cosa fai qua? Me parola me la sarà chi che ha a mandare le condoglianze. A chi? Non sai che dice quando uno si è morto, non dice più niente. Tasi. Cosa dentro è a sua parona, se no lo conosceva neanche. Vabbè, ma così vicini di casa si usa. Ah, si usa? Sì, ora sì, noi sarà uso da contadini, ma se usa stesso. Bisogna imparare dai contadini, non fa stomaghessi e porcarie. E tipo, ti deve sentirà dopo, bella maniera di tenderti alla casa. No, sì, noi altri al funerale, e te col moroso? Stupido! Giusto un bageggio! Niente, No. Vabbè, parenti che non devi avere, però non gliela avevo io. Sì o no? Porca se vede. Cosa si vede? Ma se vede che vegamo alle raitene. Poi dico, guarda che sei ancora la A scuria. me non mi serve se buona per i brocchi. Oh, i brocchi tirava di lungo. Adesso voi altri, se per fare rifornimento di che avesse messo quei piastri sali che paromeni con una bala del vero in Non testa. sarà mica la bala per fare, che fa impressione a nuovo come lui. I brocchi non ne ho mai avuto bisogno di rifornimento di biava. I brocchi no, i cocci sì. Ma biava, dita, a me mi dice biava, a me. Sappiamo lo bacaro. E spussa manco della benzina. Sì, sarà, ma dopo che si è fatto il rifornimento, bisogna andare piande prima. Pianne lontano, sì, oh. E lui si ricorda la prossima volta che mi incontra ad andare pian, se no sono buono di farlo mettere in contravvenzione. Ma sarei ora che mettesse in contravvenzione quel che va piano e che dà fastidio a quel che ha diritto ad andare come che è comoda. Ma sentilo, dita, sentilo, No. sentilo come che parla. Invece di avere un fiato di rispetto per la nobiltà di casato, invece di ricordarsi delle sue origini, Ma che dita. origini? Ma non ho mai fatto il coccio. E lo sciafferro deriva dal coccio. Sì, ti dice che anche gli uomini deriva dai simili. No. Questo è un altro discorso. Vabbè, che dirò a parole, che l'ingegnere si è morto, che fanno che piace nessuno. E che non c'è bisogno di fare finta di piazza. Camminate se. Quindi insomma mi c'ero qua da 18 anni, per esempio. Cosa? Ciao. Come l'ha stufato? Cosa gusto in sti ultimi anni che non si muoveva più e che non li vedeva quasi più? Mi dico che adesso se si volesse si potrebbe anche far de manco di andare a servire. Ah, Qualcosa ti va da avere anche a ti sono spero, no? sicuro che go. Ecco, si potrebbe comprare una botteghetta, mettersi insieme. Mica ne ho avuto abbastanza di un marito. Ciao, non ti mega devi venire a parlare così, invece fai. Ah, amico, capite. Esiste aperto il testamento. Sì. E Vega sa tutto. A me? Ma tu? Ma non scherziamo. Non scherzo. Ma è il nevoto? Io siete delle brutte parole per il nevoto. E se merita. Da quanti anni c'è di servitore qua? Da 18 quasi sì. Fedeltà premiata. Ma se proprio scritto questo si usa così. Pressa poco. Non si contento. Sì, ma... Poi dico qualcosa come 4 dopo. La bisogna si è malata, la gammali in gamba, la raffreddò, non è poi Dico, Se non che crede va la veda. vado ancora. Dove vai tu? Ma non senti, io sai, per gli automobili. Ti vorresti andare a fare un giro con questi automobili? Neanche se adesso le scavesate un Neanche a fare. Cosa? Non ti niente più i nostri affari, siamo diventati anche altri. Ah, ma devo essere parole mie adesso invece.
Siamo diventati anche altri paroni. Sì, paroni di cosa? Che far quello, che Va è bene. comoda! Ah, ho capito che così non si poteva più davanti. Va bene, vieni qua. Sì, capire. Dunque, bisogna cambiare sistema. Ecco, mi penso che il parone che hai fatto un testamento sbagliato. O quanto penso, ingiusto. Voi altri che avevi gli stessi diritti di me, anzi di più di me, perché mi quadrento a sostà è il più canaggia di tutti. E allora, dal momento che lo ammetto, sono disposto a rimediare. Volevo essere voi altri paroni e il mio servitore. Altri paroni, cosa Sì, dici? sì, voi altri paroni, anche lui, tutti cinque, anche lui. Paroni di far quello che mi comoda, di amministrare come che vi comoda. Guarda ben che mi rido poco e non scarso mai! Vi faccio una carta, vi firmo una carta, vi dono tutto. Guarda venire adesso, signor Iseppo. Paroni di far quel che volete. Fora che de venda, si intende. E ti? E mi riservo il diritto, al manco quello, di tornare a fare il servidor come una volta. Anzi, ecco qua, questa è la mia veiata da servidor. Te ripeto che mi non rido mai! Mi solo che qualche volta, ma stavolta no. Se vuoi andare, pure mi ho fatto il possibile per incontentarvi. Non ho rimorsi. Ecco qua. Queste le chiavi. E dopo Dei graneri. decidereste se è caso di vendere o di affittare. Se già deciso, signor Iseppo. Hai già deciso, manco mai. No, decido di vendere. Mi? Sì, se dico che decido vuol dire che posso decidere vendere i bessi vieni subito, Sull'ungia? ciapardi e darmeli a me. Ah, A me? ma si diventano dopo il paron. No, i paroni sono sempre uri. Sempre ora i paroni. Però adesso comandomi.